Ma intanto buonasera a tutti, di nuovo, grazie per l'invito. Stiamo parlando di circa 200 miliardi di euro che l'Europa mette a disposizione dell'Italia, più o meno 200 miliardi, alcuni a fondo perduto, alcuni invece che dovranno essere restituiti e che hanno la finalità di far ripartire il paese dopo quanto accaduto con il Covid. Ci sono varie linee di finanziamento, una parte importante, circa il 30%, sono destinati al mio ambito di competenza, quindi agli aspetti ambientali. Quindi sicuramente sarà una partita importante. Su questo fronte la Regione del Veneto già a novembre dell'anno scorso aveva inviato a Roma al governo, c'era ancora il governo Conte 2, il suo piano. Stiamo parlando di oltre 150 progettualità. E non solo abbiamo fatto questo, ma per quanto riguarda gli assessori all'ambiente delle 20 regioni d'Italia, abbiamo trovato un accordo dove abbiamo condiviso una progettualità per circa 70 miliardi di euro, e quindi il famoso circa un terzo dei 200 miliardi, che abbiamo condiviso, concordato, quindi tutte le regioni erano d'accordo e abbiamo inviato al governo Conte 2. Dopodiché è caduto il governo e quindi abbiamo ripresentato queste progettualità al nuovo governo. La settimana scorsa il ministro Cingolani, ma come lui anche gli altri ministri, hanno iniziato a incontrare le regioni. Io ho assistito appunto all'incontro con il ministro Cingolani, il ministro per la transizione ecologica, e ci ha spiegato un po' le linee di intervento su cui il governo intende muoversi. C'è stato un confronto, ci sarà un confronto anche tra lui e le singole regioni, questo ha annunciato, e quindi chiuderemo la partita entro breve. L'obiettivo è appunto quello di fare in modo che queste risorse facciano effetto moltiplicatore, cioè che generino la possibilità di creare posti di lavoro, di creare ricchezza. Ecco, senta ingegnere, in pratica per il Veneto invece che cosa, lei parlava di un 30%, ci vuole un po' spiegare quali sono le idee, perché ovviamente bisogna spiegare per dovere di cronaca che nulla è stato ancora definito, però ci vuole un po' accennare quali sono i progetti che lei ha portato avanti? Allora, ci sono vari progetti su vari fronti. Parto dalla qualità dell'aria, perché l'Italia è stata condannata dall'Europa a fine dell'anno scorso, del 2020, per la qualità dell'aria, in modo particolare per quanto riguarda la nostra regione, per la quantità di polveri sottili PM10, e quindi abbiamo condiviso insieme alle altre regioni più colpite, che sono quelle del bacino padano, quindi Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Abbiamo condiviso un progetto sovraregionale per il miglioramento della qualità dell'aria da 2 miliardi di euro. Poi, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla resilienza del territorio, abbiamo individuato tutta una serie di progettualità, di interventi di difesa del suolo, di miglioramento della gestione della risorsa idrica, piuttosto che anche di supporto ai comuni che hanno la competenza sul servizio idrico integrato, e quindi penso a tutte quelle reti idriche di scarico all'interno dei centri abitati, che furono dimensionate in passato in maniera corretta, ma che sempre più frequentemente, a causa dei cambiamenti climatici, vanno in crisi a causa di queste precipitazioni consistenti in archi di tempo ristretti, che sempre più frequentemente impattano sul nostro Certo. territorio e non solo. Ma c'è dentro anche, tra le opere di difesa del suolo, visto che lei l'ha sottolineato che siete a Rubano, vicino a Padova, c'è anche l'idrovia, un'opera molto attesa da tutta la città di Padova, non solo, che funge da canale scolmatore, quindi riesce a dirottare in laguna una parte del picco di Piena, che così potrebbe trovare uno sfogo, anziché qualora dovesse raggiungere le portate dovessero raggiungere livelli superiori a quelli che sono in grado di sostenere i corsi d'acqua in condizioni ordinarie, appunto scolmare il colmo di Piena in modo da evitare allagamenti della città di Padova, ma anche bacini di laminazione in altre zone del Veneto, piuttosto che il miglioramento del sistema irriguo, quindi anche interventi che riguardano l'agricoltura. Abbiamo poi chiesto anche interventi importanti sulla bonifica dei siti inquinati.
purtroppo per tutta una serie di motivi, a volte anche senza dolo. In Veneto abbiamo parecchi siti che sono inquinati, che quindi vanno bonificati. Dico senza dolo perché pensate che in passato, ma insomma chi ha qualche capello bianco come sottoscritto, basta che pensi come venivano create le discariche 50 anni fa, 40 anni fa, prima che entrassero in vigore le normative attuali, ma anche quelle degli anni 80, insomma, qualsiasi comune o quasi scavava un buco e lì sotto ci metteva i rifiuti. E questo avveniva perché non esistevano norme così restrittive e corrette come quelle attuali, e quindi di conseguenza ci sono questi siti in alcuni casi ancora da bonificare, in altri casi siamo già intervenuti in maniera importante e abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti e progettualità proprio per intervenire in queste situazioni che in alcuni casi possono essere molto complicati. Penso anche allo sghiaiamento dei laghi di montagna, no? In montagna si sono creati dei bacini artificiali per sfruttare l'energia idroelettrica, si parla spesso di fonti rinnovabili e a volte ci si dimentica che anche le fonti rinnovabili hanno il rovescio della medaglia e qualche danno lo possono creare, e quindi ci sono questi laghi da svuotare da tutto il materiale che si è accumulato e che crea oltretutto anche dei problemi sui ripascimenti delle spiagge, perché tutto il trasporto solido dei fiumi che arrivava fino al mare in maniera naturale oggi viene trattenuto da questi sbarramenti e non consente il ripascimento naturale delle spiagge. Ma potrei continuare ancora molto, però non vorrei... No, so che lei è un tecnico, infatti so che potremo veramente argomenti molto molto interessanti, potremo andare avanti per ore, però Assessore, volevo chiedere anche una cosa, cioè è giusto, perché non se ne parla, io mi sono accorto, non se ne parla del lavoro grandioso che sta facendo la protezione civile in Veneto, perché qua si parla di vaccini, di gente vaccinata, di poveri ottantenni che bisogna andare a rincorrere, non si sa dove sono andati a finire, saranno scappati all'estero, non lo so. Tanto impegno nella sanità, però si parla molto poco degli 11.000, perché mi sono documentato, 11.000 volontari attivi della protezione civile in Veneto che hanno un monte ore di lavoro enorme, che stanno dando veramente una svolta all'efficienza della macchina vaccinale piuttosto che sanitaria. Ma sorrido perché mi fa piacere che lei si sia documentato con estrema professionalità su tutta l'attività che svolge dal 21 febbraio dell'anno scorso la protezione civile. Stiamo parlando di 212.000 giornate regalate dai volontari della protezione civile del Veneto alla collettività in supporto alla sanità, perché la sanità ovviamente si è espressa, si sta esprimendo tuttora, stando in trincea in maniera molto pesante da più di un anno, ma dietro la sanità si muovono costantemente anche i volontari della protezione civile, un esercito che mediamente va dai 400 ai 500 uomini e donne della protezione civile ogni giorno in campo a supporto della sanità e a supporto della popolazione. Qualcuno li ha anche incontrati quando consegnavano le mascherine a domicilio, qualcuno li incontra adesso quando aiutano appunto le persone anziane magari a fare la prenotazione per il vaccino, qualcuno li ha incontrati nei punti vaccinali dove garantiscono il supporto alla sanità, e qualcuno li ha visti passare anche con i mezzi pesanti quando trasportano il materiale sanitario a tutte le strutture sanitarie e con un lavoro logistico molto importante. E qualcuno forse li ha anche visti a presidio di quei 6 ospedali dismessi che sono stati riattivati in pochi giorni proprio da loro e che hanno consentito di garantire quasi 1.000 posti letto in più alla sanità del Veneto, e purtroppo alcuni di questi posti letto sono ancora occupati. Tutto questo a costo zero. Noi non abbiamo scelto, io ho insistito su questo, di non creare ospedali nelle fiere o nei capannoni, e abbiamo scelto invece il ripristino di ospedali dismessi, e questo ha consentito di avere quasi 1.000 posti letto gratuitamente per la collettività, e naturalmente grazie ai volontari della protezione civile che hanno compiuto un vero e proprio miracolo riattivandoli in pochi giorni. Ecco, bisogna gridarlo, Assessore, perché molto spesso le persone che lavorano in silenzio, che non si fanno pubblicità, alla fine per modestia, proprio perché di per sé l'atto del volontariato non implica assolutamente il farne pubblicità. E allora lo facciamo noi, siamo noi che qua facendo informazione
diamo merito a queste persone che in silenzio e senza remunerazione, perché questo va detto, non percepiscono remunerazione, prestano il loro tempo per la collettività. Quindi veramente, se mi posso permettere, un applauso, almeno un plauso e un abbraccio da parte nostra all'impegno della Protezione Civile.